Sì, ormai è diventata un'ecatombe. Purtroppo però, come ha detto bene, non ci possiamo mai abituare ad una tragedia del genere. Questa nave che sta attraccando porta infatti 5 salme, di cui 2 bambini. 5 salme che saranno ospitati 4 a Santo Stefano di Quisquina e 1 a Santa Elisabetta, però purtroppo ancora una volta assistiamo veramente ad un mar Mediterraneo che è diventato ormai un cimitero che ogni giorno ci dà e ci porta su queste nostre terre dei cadaveri, e quindi una situazione che non ci consente più di poter rimanere inermi. È necessario fare qualcosa, è necessario intervenire alla fonte in modo tale che queste tragedie non si ripetano. Prima erano momenti sporadici, ormai è uno stillicidio continuo al quale non ci possiamo certamente abituare. In questo momento quali sono le sue sensazioni, le sue emozioni, le bare di 2 bambini? No, le sensazioni sono quelle di un padre e di una persona che vede arrivare dei fratelli che scappano da una grande tragedia per trovare poi la morte nel Mediterraneo. È ancora più angosciante vedere che 2 di queste 5 bare purtroppo ospitano dei bambini, e questa è la cosa più tragica che l'umanità può assistere. Quindi ci auguriamo che si possa intervenire al più presto per fermare questa ecatombe. No, in realtà i familiari non è stato possibile rintracciarli nonostante le ricerche si siano fatte, come si fanno le ricerche in questi casi. In altre occasioni simili, purtroppo altrettanto tristi, abbiamo avuto familiari con noi. In un caso, la sua domanda mi è gradita perché merita un approfondimento. Ecco, in un caso la bambina, di cui fra poco purtroppo benediremo la salma, è figlia di una minorenne. La minorenne è stata rintracciata, ma prima che potessimo invitarla è scappata dal centro di accoglienza dove si trovava. Stiamo parlando di una realtà umana di estrema difficoltà e quindi naturalmente non possiamo immaginare di applicare esattamente le categorie a cui siamo abituati, le categorie del lutto a cui siamo abituati. Ecco, queste salme hanno atteso tanto in quella piccola sala mortuaria del cimitero di Lampedusa, alcune oltre 2 mesi. Adesso finalmente c'è la disponibilità dei cimiteri dell'Agrigentino, se non sbaglio, di accoglierli. Ecco, quanto è difficile questo processo? Ce lo faccia veramente capire. No, in realtà non è difficilissimo. Il tema dell'attesa non dipende dalla difficoltà di trovare i posti, perché i sindaci dell'Agrigentino sono estremamente collaborativi, nonostante le difficoltà tipiche dell'edilizia cimiteriale nel sud. Il tema è le ricerche di polizia, le indagini giudiziarie. Spesso le salme sono sottoposte ad autopsia, a procedure giudiziarie non velocissime, anche perché le condizioni di Lampedusa non consentono l'effettuazione immediata delle operazioni. E poi soprattutto, la cosa più importante, soltanto l'ultimo decreto legge in tema di immigrazione fortunatamente ha tolto le competenze al comune e le ha passate alla prefettura, per cui adesso noi possiamo incaricare direttamente le ditte di onoranze funebri. Prima lo doveva fare il comune, il quale è sempre un comune di 6.000 abitanti, 7.000 abitanti, non lo dimentichiamo, quindi con difficoltà burocratiche ed economiche notevoli. Da ora in poi, con queste prime, saremo noi in prima persona a provvedere. Dove andranno le salme? Andranno in alcuni cimiteri della provincia, fra cui Santa Margherita del Belice in particolare.